Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia siamo arrivati a Prossedi in provincia di Latina, il comune di origini antichissime, circondato dal verde costruito con la pietra, si trova a 210 metri sul livello del mare e conta circa 1250 abitanti ripartiti tra il borgo capoluogo, l'altro borgo di Pisterzo che si trova a 460 metri sul livello del mare e le altre frazioni del territorio. Prossedi domina una parte della valle dell'Amaseno. Come sempre Borghi d'Italia sarà raccontato dai protagonisti del territorio. Mettetevi comodi, a voi Prossedi! Prossedi è un piccolo centro storico situato a cavallo tra la provincia di Frosinone e la provincia di Latina. È caratterizzato per un centro storico a ferro di cavallo, viene chiamato, e soprattutto per la sua pietra naturale che si trova all'interno del centro storico stesso. Ma oltre ad avere delle bellezze di tipo architettonico, quali ad esempio appena si entra nel centro del paese, quindi nella piazza c'è un meraviglioso arco, c'è il castello baronale sulla sinistra e soprattutto due chiese, la chiesa di San Nicola e la chiesa di Sant'Agata, che sono le chiese principali che si trovano all'interno del centro storico. Poi ci sono altre due chiese extramoenia all'esterno del centro storico e fra tutte la più importante, ad avviso di chi vi parla, è la chiesa cosiddetta della Strammetta, nella quale è anche seppellita una erede dei Napoleoni Bonaparte. Il borgo di Prossedi comprende anche la frazione di Pisterzo e un'altra località che si chiama La Torre. Pisterzo stesso è caratterizzato da un centro storico tutto in pietra, di pietra bianca e molto carino anche da visitare. Ma Prossedi è molto apprezzabile non solo dal punto di vista di quello che è l'aspetto estetico e l'aspetto architettonico che si può trovare nelle strette viuzze del centro storico, ma anche e soprattutto per la natura. Inoltre da segnalare e da visitare, riconosciuta una fra le 20 bellezze della provincia di Latina e segnalata anche come SIC dalla Comunità Europea, è la Grotta degli Ausi, nella quale troviamo dei pipistrelli che sono dei pipistrelli che si trovano soltanto in queste zone, oltre a fenomeni naturali tipo stalagmiti e stalattiti di impressionante bellezza. Il borgo di Prossedi si staglia fra i Monti Lepini e i Monti Ausoni. Nella pianura sottostante il centro storico possiamo trovare il fiume dell'Amaseno. È un fiume ancora incontaminato fortunatamente, è caratterizzato da diverse specie di pesce, oltre che da una natura molto ridente, e tuttora i ragazzi di Prossedi vanno a farsi il bagno nel fiume del paese. Va sottolineato che il centro storico di Prossedi è comunque un centro molto attivo e vivo, in quanto ultimamente stiamo sviluppando alcuni progetti di ripopolamento e soprattutto di sviluppo da un punto di vista commerciale del centro storico, perché stiamo riprendendo alcune cantine abbandonate e non utilizzate e sono state trasformate da un imprenditore che è venuto a investire sul nostro territorio in piccole botteghe nelle quali viene messo in mostra quelle che sono le eccellenze enogastronomiche del nostro paese. Prossedi è dista a soli 10 minuti dall'autostrada, 12 km dalla stazione di Fossanova, quindi in realtà per raggiungere Roma ci vuole meno di un'ora. Sostanzialmente è un invito a venire a Prossedi perché siete immersi nella tranquillità di un paese medievale rimasto inalterato, con la possibilità di raggiungere facilmente la stazione Roma e andare e passare una giornata al mare in 20 minuti. Sostanzialmente poi la sera si può tornare qui al paese, mangiare i cibi tipici e stare in tranquillità al fresco della piazza o dei vicoli che caratterizzano il nostro piccolo centro.
borgo antico di Prossedi si erge la maestosa parrocchiale dedicata alla patrona Sant'Agata, ma sono tante altre le chiese presenti sul territorio. Andiamo a conoscere il parroco. Il mio nome è padre Luciano Pusceddo, sono originario della Sardegna, nativo di Capoteulada e poi vissuto a Sant'Annaresi in provincia di Cagliari. Mi presento come parroco di Prossedi e Pisterzo, i due paesini che compongono le nostre due parrocchie, questa di Prossedi dedicata a Sant'Agata e invece l'altra a Pisterzo dedicata a San Michele Arcangelo. Vorrei anche dire all'inizio in questa presentazione che appartengo a una comunità missionaria che si chiama Comunità Missionaria della Trinità, quindi siamo sacerdoti e consacrate che lavoriamo insieme per la gente. Abbiamo potuto verificare in questo anno che noi siamo qui presenti a servizio della diocesi di Frosinone, che è un paese che ha delle radici profondamente religiose. Due elementi molto semplici ci dicono questo: uno è la grandezza della Chiesa e un altro è il numero delle chiese che sono presenti nel nostro paese. Possiamo dire che ogni chiesetta ha un interesse e un'importanza particolare. Le origini di questa chiesa di Sant'Agata risalgono al 1600, 1640, 1650 e si parla che la chiesa originaria aveva circa 60 metri quadrati. Quindi in quel tempo la chiesa principale era la chiesa di San Nicola, dove in quel tempo era di circa 80 metri quadrati. Attualmente invece sono circa 200 metri quadrati perché è stata così rinnovata e ristrutturata in tanti aspetti. Quindi avendo qui una chiesa così piccola e vedendo la sensibilità religiosa della gente, si è pensato proprio di costruire e ampliare una chiesa che noi vediamo di notevoli dimensioni, che è capace di accogliere circa 300 persone sedute, ma in piedi anche 500 persone. Ricalco questo perché nei paesi qui intorno è una delle chiese più grandi, pur essendo Prossedi uno dei paesi più piccoli. Diciamo così che l'anno liturgico abbiamo trovato che è guidato soprattutto dalle feste, sia le feste patronali sia delle feste religiose, no, liturgiche, che sono un po' la guida anche del paese, no, che vengono scandite durante i vari mesi dell'anno. Come comunità missionaria della Trinità noi ci siamo impegnati il primo anno a metterci in ascolto di una realtà, quindi abbiamo capito la realtà in cui stiamo vivendo e abbiamo cercato soprattutto di impostare il lavoro nelle relazioni umane. Abbiamo visitato quasi tutte le famiglie, iniziando così dagli ammalati, iniziando dagli anziani. Siamo fatti presenti con i bambini, soprattutto stiamo lavorando con i genitori dei bambini che si preparano ai sacramenti, a prima comunione, cresima, cioè diventano occasione così per una formazione umana, una formazione cristiana, una formazione integrale. Qui la patrona è Sant'Agata, che si celebra liturgicamente il 5 febbraio e poi c'è un'altra celebrazione che noi facciamo nel periodo estivo, il 4 e il 5 luglio. Sull'altare principale abbiamo una tela che risale al XIX secolo. Il quadro, oltre a rappresentarci il martirio di Sant'Agata, quindi riportarci alle origini del cristianesimo, ci fa presente anche l'attualità della santa e nel suo messaggio. Io sono parroco qui della chiesa di Sant'Agata e poi dell'altra chiesa di Pisterzo, che è dedicata a San Michele Arcangelo. È una parrocchia, diciamo, piccolina. Un fattore interessante è che in questo paesino la gente è profondamente radicata e l'estate c'è proprio un programma che si chiama Estate Pisterzana, composta da attività religiose, attività culturali e folcloristiche. Il paesino diventa così un richiamo sia per i turisti ma soprattutto per un momento di pace e di serenità da parte delle persone che hanno abitato in questo paese e adesso ritornano richiamati proprio da queste radici pisterzane. Abbiamo 2 centenari. Qui in paese c'è una signora che deve compiere 105 anni e a Pisterzo invece c'è un'altra signora che ha 102 anni. Sono quelle persone che meritano attenzione particolare proprio perché hanno segnato la storia del nostro paese e la gente è molto legata a questo.
Alcuni ristoratori di Prosseti all'interno del borgo antico hanno allestito una tavolata con i piatti tradizionali del luogo. A voi la gastronomia. Benvenuti a Prosseti, ci troviamo qui con tutti i ristoratori della zona, andiamo a presentare questi prodotti tipici locali. Locanda San Michele, che si trova a Pisterzo, che è una piccola frazione di Prosseti, dove andiamo a presentare delle mozzarelle di bufala, poi abbiamo delle marzoline di capra, dei salumi misti, tra cui il cinghiale, salsicce di maiale locale, ricotta di bufala, delle zucchine marinate. Poi ci spostiamo a Prosseti, dove c'è Borgo Vecchio. Presenta una zuppa di pane con fagioli. Questa qua è una zuppa tipica perché praticamente veniva fatta con del pane raffermo e dei fagioli. Avendo anche un allevamento comunque in zona di lumache, presentano anche delle lumache fatte con la menta romana e un po' di pomodoro. Un altro ristorante sempre della zona, l'Osteria Persei, che era un vecchio frantoio, presenta una zuppa di verdure con fave, zucchine, lieta, che sono tutti comunque prodotti locali e sempre comunque con il pane raffermo. Poi una bufaletta alla cacciatora, che è una bufaletta praticamente in bianco, fatta in padella con aglio, olio e peperoncino, praticamente molto semplice, un po' di vino bianco. Ristorante Antico Frantoio, presenta praticamente una zuppa di pane e un maltagliati ai fagioli servito in una ciotola di pane. Questo qui sono dei maltagliati fatti acqua e farina, tagliati a mano e poi praticamente fatta una zuppa e servita in questa ciotola di pane raffermo. Una bufaletta al coccio, che realmente è un'altra versione di bufaletta però con il pomodoro. L'hotel Sunny Palace praticamente ci ha fatto una polenta con spuntature di maiale e salsicce. E del salame praticamente salsiccia sempre del posto. C'è il forno di cipolla armandina che fa praticamente tutta questa produzione di dolci fatti in casa come li facevano una tradizione a Prosseti, e poi delle crostatine naturalmente che le fa diverse varietà di marmellate, visciole e albicocche, insomma. Sempre il forno di cipolla armandina fa anche del pane a lievitazione naturale e propone diverse cose. Con il giovane assessore al turismo e allo sviluppo economico andiamo a scoprire le manifestazioni più significative presenti a Prosseti in provincia di Latina. Cercando di rivalutare il nostro paese anche con parecchie manifestazioni, e in primis facciamo la festa di Sant'Agata, che è la nostra patrona, che si effettua la prima domenica di luglio. Poi altre belle manifestazioni, sempre per rilanciare il turismo nel nostro paese, c'è la sagra della salsiccia e della capra. Della capra che si effettua a settembre e della salsiccia a dicembre. Un'altra bella festa è Vicolo dei Vini,
che si festeggia a settembre e che si disloca lungo tutto il centro storico del paese. Ci sono, oltre ai vini, anche gli assaggini di piccoli prodotti tipici del nostro paese, la minestra di pane, e che oltre a poi utilizzarla nella festa dei vini viene fatta una bella festa a Pisterzo che si chiama la Sagra delle 7 Minestre. A Pisterzo hanno anche una bellissima sagra, la Sagra dei Fichi. Io invito tutti i giovani e tutti i ragazzi, specialmente del nostro paese e della zona, di rimanere nei piccoli borghi come Prossedi, perché si vive bene, c'è l'aria ottima, è molto economico rispetto a una città. Io lavoro a Roma, quindi è ideale, tornando dal caos si ritorna nella pace e tranquillità assoluta che c'è in questo piccolo paese. Spesso si parla dello spopolamento e della mancanza di iniziativa privata nei piccoli comuni. Prossedi, in provincia di Latina, al contrario, sta diventando un modello nazionale con il progetto Sostengo, rivalutiamo, Prossedi. Andiamo a saperne di più con il signor Francesco, ideatore del progetto. Io ho il piacere di raccontarvi un po' la mia avventura in Prossedi. Io sono di Pozzuoli di Napoli, ho 69 anni, ho lavorato una vita, sono venuto qui a Prossedi per caso, ne sono rimasto affascinato, sono rimasto contentissimo del paese, del percorso, di tutto quanto. Mi sono così innamorato che ho preso una casetta per venirci a passare i weekend. Stando qui, in me si è messo sempre di più l'amore e la passione di questo paese, delle chiese, dei veicoli, dei percorsi. Così ho creato il progetto Rivalutiamo Prossedi, abbiamo aperto queste botteghe, stiamo andando avanti ad aprirne ancora delle altre con tutti i prodotti tipici della zona. Stiamo trovando consenso dappertutto e tutte le persone che vengono sono contente. Devo anche ringraziare l'amministrazione comunale che mi ha dato spazio e mi sta aiutando a portare avanti questo progetto. Io ne sono affascinato, la notte a volte mi sveglio della gioia e vedo le immagini di Prossedi nei miei occhi, nei miei pensieri. Io invito veramente a tutti, venite a visitare Prossedi, venite a visitare cosa stiamo facendo, perché è qualcosa di bello che vi fa passare una giornata tranquilli e affascinati da questo paese, affascinati dalle cose belle, cose buone, lontano dalla città, qui non passano macchine. Portate i ragazzini, vi prego, innamoratevi di Prossedi come mi sono innamorato io. Sono venuto a questo paese e me ne sono affascinato, ma come questo paese ci stanno tanto. Faccio un appello a tutti gli imprenditori, collaboriamo, fate quello che ho fatto io, negli altri borghi, altri paesi, perché noi l'Italia la dobbiamo mettere in risalto, la dobbiamo mettere in evidenza, questi posti li dobbiamo presentare al mondo intero, cose che adesso sono accantonati, sono lì nascosti. Perciò vi prego imprenditori, investite come ho fatto io, credeteci, ne sarete soddisfatti, contenti di quello che fate. Il progetto è partito da un'idea di mio padre e abbiamo tutti subito creduto in lui e in questa sua idea. Abbiamo inaugurato queste botteghe che partono per tutta via Roma e arrivano sino a Porta Nuova, quindi siamo partiti dal primo ingresso di Prossedi, che è la piazza, sino ad arrivare all'altro ingresso. Diciamo che siamo rimasti incantati da questo paese proprio perché comunque ha una storia e ha tante persone che purtroppo hanno dovuto abbandonare il proprio paese perché comunque è un paese che non permetteva più ai giovani di lavorare. Il nostro scopo infatti, oltre quello di rivalutare proprio il paese e quindi queste cantine che comunque
per noi meritavano di essere di nuovo messe in funzione, abbiamo dato lavoro a molti giovani del posto, quindi per noi questo è un grande traguardo. L'idea di avere poi un percorso che parte dall'inizio del paese ci permette oltretutto di portare anche le famiglie a visitare questo posto incantevole, perché comunque non ci sono scale, è un percorso tutto lineare anche con i passeggini, che da mamma purtroppo queste cose sono inconvenienti che incontriamo quando andiamo nei paesi antichi. In queste cantine abbiamo tutti i prodotti tipici locali, quindi del Lazio, dai biscotti ai sottoli, ai vini, all'olio. Abbiamo cercato di coinvolgere tutti i paesi qui intorno, perché secondo noi è giusto valorizzare le eccellenze del nostro territorio. Prossedi, diciamo che oramai è diventata una seconda casa per me. In realtà io vivo a Latina, però spesso e volentieri sono qui perché è bellissimo venire qui e trovare tante persone che ti incontrano per strada e ti salutano. Latina magari è una realtà più grande, di conseguenza non ci conosciamo tutti, mentre qui la cosa bella del paese è proprio questa, che comunque tutti si conoscono, tutti si salutano e insomma ti arricchisce già solo questo modo di vivere qua. Noi siamo qui e vi aspettiamo tutti i fine settimana, almeno per il periodo invernale, ma l'estate sicuramente saremo sempre aperti. Per chi volesse ulteriori informazioni può collegarsi al nostro sito di Sostengo, qualsiasi tipo di informazione la troverete lì. Nel paese ci sono anche diverse forme di ristorazione, quindi la passeggiata in famiglia diventa anche un momento proprio di stare insieme, di unione, e da mamma lo capisco bene, quindi veniteci a trovare e a degustare le nostre eccellenze del Lazio. Gli abitanti di Prossedi, in provincia di Latina, sono conosciuti per la loro longevità e tutti hanno un passatempo. Ad esempio al signor Sebastiano, classe 1933, piace cantare. Ascoltiamolo. Adesso ti faccio ascoltare una bella canzoncina. Vorrei cantare stu palazzo bianco, sono alte le finestre, puro mi sento. Sono alte le finestre, puro mi sento. Oggi te si sposa Gidi, diventa santo. Chi te si sposa Gidi, diventa santo. Chi te si sposa Gidi, diventa santo. Diventerà padrono di tutto il mondo. Diventerà padrono di tutto il mondo. Io ho 83 anni, ancora faccio tutta la fine del mondo, lavoro come una bestia, lavoro bene che non buono nessuno, mi trovo bene perché Prossedi è una bella cittadinanza, un paese tranquillo, pietre di marmoro, pieno di preti, pieno di tutto, tutta grazia del Signore. Unite a Prossedi vi aspettiamo a braccia aperte, perché ci sta qualche cosa di bello, ma bellissimo, ci sta la fine del mondo.
Prossedi con la sua bellezza antica vi aspetta in tanti. Tra l'altro negli ultimi tempi sul territorio stanno fiorendo moltissime iniziative di livello intercomunale, come la grande corsa podistica che si svolgerà a settembre e che vede coinvolti i comuni di Prossedi, Priverno, Roccasecca dei Volsci, Amaseno e Maenza. Quindi buone passeggiate nella valle della Maseno, ciao e ci vediamo la prossima settimana. Non dico che andavo madre!